sostengo e sono delle bravissime persone, bravissime, bravissime. I vicini che ieri hanno assistito al momento in cui Walter Onichini ha lasciato la famiglia per essere portato in carcere lo sostengono. A loro sembra impossibile il finale di questa storia, iniziata la notte del 22 luglio del 2013, quando il commerciante di carne di Legnaro sparò e ferì il ladro che era entrato nella sua abitazione. Da qualche anno la famiglia Onichini si è trasferita a Campo Nogara, comune veneziano vicino al confine con la provincia di Padova. Appesa al balcone la bandiera di San Marco e su Facebook 3 giorni fa un messaggio di Walter quasi a preannunciare l'epilogo della sua vicenda giudiziaria. In queste ore Onichini è stato trasferito dal carcere Due Palazzi di Padova a quello di Santa Maria Maggiore a Venezia. Il gruppo di sostenitori che si stava mobilitando per un flash mob in sostegno del commerciante arrestato ha annullato l'evento davanti al Due Palazzi di Padova e ha annunciato che sarà sabato sera a Venezia all'esterno del penitenziario per far sentire tutta la sua solidarietà a Walter. A noi ci interessa dare un messaggio a Walter che noi siamo qui, che noi ci siamo, che noi non molleremo. Perciò appuntamento per sabato dalle 20 in poi davanti al carcere Santa Maria Maggiore, semplicissimo da arrivare da Piazzale Roma. Alle 20 in poi ci sarà il flash mob per Walter. Una solidarietà che arriva anche da chi gli abita accanto e lo definisce una persona riservata e corretta. E quando succedono queste cose qua io do sempre ragione ai proprietari, perché uno quando entra in casa tua non va mai bene. Secondo la Cassazione il ferimento del ladro da parte di Onichini non fu legittima difesa perché colpì il ladro alle spalle mentre tentava di fuggire, poi lo caricò in macchina e lo abbandonò in un campo dove venne ritrovato ferito. Ora il ladro dopo il processo è libero ed è tornato in Albania.